Il 21 ottobre prossimo è in programma la nuova udienza del processo Miteni al Tribunale di Vicenza. Un annunciato sciopero dei legali della difesa però potrebbe mettere a rischio il procedimento penale a carico dei responsabili dell'azienda chimica di Trissino ed altri per il danno ambientale a seguito dell'inquinamento dei FAS. Per poter chiedere i risarcimenti nel processo penale, numerose sono le parti civili che si sono costituite. Enti, istituzioni, comitati, ma anche singoli cittadini. Tra questi gli stessi ex lavoratori della fabbrica, che però oggi vedono la loro rappresentanza indebolita dal fallimento dell'azienda. Di qui a poche settimane, con gli ultimi licenziamenti e la chiusura della cassa integrazione, la RSO decadrà e quindi una serie di lavoratori che una parte hanno trovato occupazione presso altre aziende, altri che andranno magari in disoccupazione, rischiavamo di disperderci. Ecco che oggi viene annunciata la costituzione di un loro comitato spontaneo denominato FAS Colmi, un nome eloquente che oltre ad indicare l'essere stati saturati dai FAS è anche l'acronimo di contaminazione lavoratori miteni. Un centinaio ad oggi gli aderenti, una quarantina sono operai, è l'intero reparto che è stato maggiormente a contatto con le sostanze tossiche. Questo organismo si propone di avere una massa critica che sia rappresentativo delle istituzioni. A breve ci sarà l'udienza presso il Tribunale il 21 ottobre e vogliamo anche là avere una rappresentanza. Chiediamo come costituenti di parte civile di essere tutelati sotto il profilo sanitario, di avere delle risposte anche da un punto di vista previdenziale e anche avere anche un risarcimento, perché alla fin fine il danno ce l'abbiamo ed è presente nel nostro sangue. Nel frattempo la Regione Veneto e tutti gli enti coinvolti nella conferenza dei servizi per la messa in sicurezza dell'area Miteni hanno intimato alla proprietà di presentare il progetto per la bonifica delle acque di falda entro il 31 dicembre. Se il termine venisse ignorato, si procederà con l'intervento pubblico sostitutivo in danno dei soggetti responsabili. Ecco che quindi si rende quanto mai urgente la nomina da parte del governo di un commissario straordinario per le bonifiche, come richiesto dal presidente Zaia.